L'ultimo scippo questo venerdì all'ora di pranzo. In due si sono avvicinati a un pensionato di 80 anni a passeggio con la moglie in via Puglie a Camin. Gli hanno offerto in regalo una cassetta di mandarini in cambio di una libera somma di denaro. Appena l'anziano ha aperto il portafoglio, uno dei due malviventi gli ha preso da dentro il taccuino una banconota da 500 euro ed è scappato con il complice su un doblò bianco. Ma i carabinieri erano appostati in zona perché almeno da dicembre tenevano d'occhio il duo di ladri e dopo un inseguimento a tutta velocità in autostrada fino al casello di Martellago nel Veneziano ha fermato Mario Pintore, 34 anni, e Domenico Corcione, 39, entrambi di Afragola nel napoletano. Ai due contestano anche uno scippo eseguito nella stessa maniera a Mestre, sempre a un ottantenne. È un modo bieco, disonesto di avvicinare appunto questi anziani sulla pubblica via e offrire, ecco, questa frutta come gesto anche di cortesia e il risultato è in realtà un modo di approccio alle vittime, quindi una fascia più debole, per appunto frodarli e portare via loro quelli che possono essere risparmi mensili. I carabinieri sono convinti che i due arrestati ieri avessero due complici, conterranei e probabili autori di un altro furto con strappo o scippo avvenuto a dicembre ad Arzergrande in via Bassa ai danni di un 81enne che era stato avvicinato anch'egli da due uomini con accento napoletano e derubato di 200 euro mentre cercava nel portafoglio del denaro per sdebitarsi dall'offerta di una cassetta di frutta. I carabinieri fanno appello ad altri anziani raggirati dalla banda di napoletani perché facciano denuncia. Un ultimo fastidioso particolare: la frutta proposta disinteressatamente dai malviventi in omaggio agli ottantenni era ovviamente immangiabile, marcia.